L'idea del Barcamp in realtà nasce prima di tutto da un'idea di collaborazione, un modo di concepire l'attività della pubblica amministrazione. Come si fa ad avere un buon web? Beh, forse è il caso di sentire l'idea degli utenti del web prima di tutto e quindi costruendo una cultura della collaborazione alla fine si arriva a strumenti come il Barcamp. Chiaramente l'idea del Barcamp non l'abbiamo inventata noi, è un'idea che nasce anni fa, però è un'idea buona e la copiamo. Il Barcamp di Udine è un'idea per cercare di utilizzare l'intelligenza collettiva dei blogger friulani per ottenere un web della pubblica amministrazione migliore. Oggi ci siamo riuniti, abbiamo avuto 12 interventi molto interessanti e adesso ci prepariamo per fare un pomeriggio di lavoro per avere spunti per migliorare il web del Comune di Udine. Il problema fondamentale di cui ho parlato stamattina è che bisogna anzitutto chiarire il contesto in cui noi andiamo ad operare, in cui noi andiamo a applicare queste nuove, diciamo, tecnologie, questi nuovi sistemi di interazione tra quelli che sono i tre vertici, secondo me, di un triangolo, cioè la parte politica, la parte amministrativa e i cittadini, la società civile. Questi tre vertici in questi anni hanno generato un mostro, nel senso che è un mostro a tre teste in cui ci sono obiettivi divergenti, tempistiche sfalsate e soprattutto scarsa fiducia reciproca, ma soprattutto una mancanza di focalizzazione su quella che è l'organizzazione necessaria per raggiungere un livello di interazione con i cittadini, ma anche tra le varie, diciamo, teste di questo cerbero, per riuscire a diciamo, risolvere i problemi che sono sul tappeto, a dare delle risposte alle varie necessità che tutte queste componenti hanno e rivolgono, diciamo, alle domande che queste rivolgono soprattutto alle parti decisionali, quelle che devono riuscire a dare una risposta. L'obiettivo, diciamo, di questo tavolo è quello di focalizzare appunto sull'organizzazione, ovvero riuscire a capire come in modo pragmatico, logico, ma soprattutto, diciamo, credibile, possa essere creata una sorta di roadmap, una sorta di piano verso una trasformazione dei rapporti tra queste tre teste di Cerbero. Al nostro tavolo di lavoro abbiamo affrontato il tema dei contenuti, cercando di analizzare quelli che sono i contenuti informativi che l'amministrazione pubblica trasmette alle persone, ma anche quelli che sono i contenuti informali che sempre di più oggi sono necessari, in particolare quando si parlando di social network, blog, eccetera. Ossia la necessità di rispondere anche a quelle che sono le domande da parte della popolazione, dei cittadini. Delle cose che sono emerse, la necessità di cercare di utilizzare sempre di più strumenti come i video, l'infografica, degli strumenti che permettano di informare la gente su come fare determinate cose o riportare interviste ai fatti in maniera molto più semplice di quella che viene fatta, di come viene fatta oggi. Inoltre si è affrontato il tema anche dell'importanza di cercare di dare delle risposte e quindi anche riorganizzare i contenuti tenendo conto delle domande che vengono poste dai cittadini, per cui anche cercare di capire quello che effettivamente loro vogliono sapere e a questo ha corrisposto anche il bisogno di una semplificazione del linguaggio amministrativo che oggi è molto complicato e anche non è idoneo al mondo della rete, dove è molto più facile, cioè, si vuole sapere effettivamente la cosa concreta,
e non si può sapere in quale delibera, in quale giorno è stata scritta. Per me è stata un'iniziativa interessante, al di sopra anche un po' delle mie aspettative, perché ci sono state voci differenti che si sono confrontate. Anche al tavolo dei lavori sono emerse, almeno nel mio, ma penso anche negli altri, degli stimoli importanti da punti di vista differenti che andrebbero portati avanti e presi in considerazione, insomma. E poi da ogni cosa è emerso qualcos'altro, per cui è stata una bella idea, insomma. A Udine c'è già stato un barcamp circa 3 anni fa durante uno dei convegni Innovaction che si facevano proprio per presentare delle iniziative di innovazione, però questo ha di particolare il fatto che nasce come iniziativa politica di un assessore, mentre a Innovaction il focus era molto più ampio, era sulle tecnologie, con forse anche qualcuno dei presenti a questo barcamp. Quindi questa volta diventa più interessante perché abbiamo un argomento molto specifico e anche molto importante, perché riguarda la nostra partecipazione alle attività della pubblica amministrazione. Il tavolo di lavoro a cui sto partecipando è quello destinato a trattare gli aspetti tecnologici, quindi tecnologie e strumenti che potrebbero essere adottati nella realizzazione del prossimo sito web del Comune di Udine, con l'ottica appunto di favorire, in qualche modo agevolare la partecipazione dei cittadini. Ci siamo soffermati su 2 punti molto ampi. Uno è quello vero e proprio degli strumenti, quindi anche del software che potrebbe servire per facilitare questa partecipazione, e l'altro è quello degli standard da utilizzare per comunicare dati in modo che siano riutilizzabili a eventuali utenti esterni che siano in grado di manipolare quei dati a modo loro per creare delle nuove opportunità a partire da ciò che il Comune è in grado di mettere a disposizione. Riguardo gli strumenti, probabilmente il punto più interessante su cui ci siamo soffermati è quello di portare alla sua conseguenza più estrema il concetto di open source. Al momento, infatti, spesso i siti web, compreso quello dell'attuale sito del Comune di Udine, si basano effettivamente su strumenti open source, che però con la loro personalizzazione, che comporta anche la programmazione, assumono una forma un po' diversa e da quel punto privata, interna al Comune, e che perde quindi quel punto di interesse dell'open source, che è il fatto che altre persone possono mettere le mani e migliorare ciò che già esiste. La nostra proposta è quella di mettere a disposizione pubblicamente anche il software personalizzato, così che chiunque può esaminarne la qualità, chiunque può in prospettiva diventare il futuro gestore di un software che è patrimonio pubblico. Abbiamo poi cercato di capire se esiste uno strumento specifico che potrebbe essere adottato, ma molto probabilmente non è una risposta facile da dare. Bisogna porsi una serie di domande che hanno a che fare con l'audience che dovrà avere il sito, è il cittadino, ma sono anche le imprese, per esempio, ha a che fare con vari aspetti che assieme possono aiutare a selezionare uno dei tanti strumenti disponibili, che poi appunto però dovrà essere personalizzato e di nuovo messo a disposizione. Riguardo gli standard, guardando nel web del prossimo futuro, pensiamo ad HTML5 con le estensioni semantiche, in modo che i dati pubblicati abbiano anche un loro significato e siano quindi riutilizzabili anche all'interno di applicazioni che in questo momento non riusciamo a immaginare, ma che qualcun altro per noi potrebbe immaginare, pubblico o privato che sia. In occasione del tavolo specifico di lavoro affrontato nel pomeriggio dell'evento di oggi, la questione, la tematica di riferimento da trattare riguardava gli strumenti di collaborazione
per la progettazione del sito web del comune e in particolare sull'aspetto proprio della costruzione di relazioni, di partecipazione e di coinvolgimento dei navigatori, dei fruitori, dei cittadini rispetto alle iniziative di comunicazione del comune. L'evento di oggi è sicuramente positivo perché ha dato perlomeno la possibilità di costruire dal punto di vista dell'ascolto, che è la prima mossa fondamentale della comunicazione, quelle che potrebbero essere, nell'emergere dalla collettività, dalla comunità udinese, non solo, i contenuti e le forme su cui forse varrebbe la pena insistere, in quanto comune di Udine, nella comunicazione, rispetto nel futuro su quali linee sviluppare appunto degli approcci, delle visioni, dei comportamenti che riguardano la comunicazione. Sicuramente l'evento odierno è positivo, sono arrivate un buon numero di persone e soprattutto competenti rispetto alle tematiche da affrontare, con anche degli apporti di contenuto decisamente interessanti che hanno animato la mattinata tanto quanto il tavolo di lavoro. Nel tavolo di lavoro, in particolare questo dedicato agli strumenti di collaborazione, chiaramente sono emerse tutte quante le situazioni in cui al giorno d'oggi le pubbliche amministrazioni devono ragionare, insistere, pubblicare, provocare, motivare la partecipazione, suscitare l'interesse nelle persone riguardo ad una loro possibile partecipazione alle iniziative di comunicazione come suggerimento sui contenuti, sui regolamenti interni dell'amministrazione, sulle proposte per la cittadinanza, per la collettività. Ovviamente trattando noi di strumenti, quindi più di forme che di contenuti, che era un altro tavolo specifico, abbiamo provato a ragionare su quali fossero in questo momento i luoghi web da abitare, da presidiare con maggiore efficacia al fine di permettere alle collettività di poter partecipare liberamente alle discussioni online. I ragionamenti chiaramente a un certo punto sono finiti sui social network, quanto deve la pubblica amministrazione abitare su Facebook, quali sono le modalità della sua comunicazione, la qualità del coinvolgimento, quanto deve essere emotivo, quanto informativo, quanto c'è bisogno di provocare, di suscitare la partecipazione dei cittadini. C'è un problema che è emerso quasi subito, ovvero il fatto che comunque il messaggio assume senso quando cade in un contesto. Quindi il messaggio che potrebbe essere adeguato ad un contesto comunicativo, ad un social network, ad uno strumento, ad un ambiente, si rivela in realtà, o potrebbe addirittura rivelarsi controproducente, se paro paro riportato in altri ambienti web. Questo cosa significa? Che ci sarebbe bisogno di figure professionali non necessariamente interne della pubblica amministrazione, magari anche consulenti esterni, visto che stiamo inventando un po' il futuro della comunicazione, però figure che siano capaci di avere da parte dell'organizzazione lavorativa del comune, della macchina del comune, una fiducia, una delega sulla fiducia della pubblicazione della comunicazione e che quindi possano permettersi di operare delle scelte che sono in realtà delle sperimentazioni o dei progetti pilota, se vogliamo. Nessuno sa bene in questo momento qual è il modo migliore, l'indirizzo, la direzione da intraprendere per sviluppare queste attività di democracy o di participation, di partecipazione attraverso gli strumenti elettronici. Forse provare attraverso piccole sperimentazioni locali riguardanti la viabilità, problemi amministrativi, la gestione del comune, la macchina organizzativa, la comunicazione stessa, provare a individuare delle soluzioni, delle pratiche che siano capaci innanzitutto di muovere dal punto di vista direi emotivo oppure affettivo la comunità, le collettività, i singoli, quindi in questo modo innescando la partecipazione, che potrebbe inizialmente anche riguardare un click, semplicemente un sondaggio, una cosa molto semplice, molto leggera, non per forza pesante come contenuto, ma in questo modo costruire quello che poi diventa la base, il sostrato su cui poter costruire qualcosa di più efficace, di più strutturato.